No, ma tipo vedendo là si vede proprio le onde. Istantanee di una lunga notte, quella affrontata dalla gente della Golena del Piave nell'eterna lotta impari con l'acqua, che anche ieri ha vinto su tutto e tutti. Eppure nel pomeriggio nessuno credeva che si ripetesse il disastro dell'inondazione e anche mentre spostavano ogni cosa dal piano terra sembrava partecipassero più ad un rito collettivo che non a un'emergenza. Sta portando fuori tutto quanto? Sta portando su Sì, tutto. sì, beh, abbiamo quasi finito. Abbiamo finito tutto ormai, dai. Come si sta a vivere ogni volta con questo patema d'animo? Si vive bene. Scusa, ma io vivo bene lo stesso. Frigoriferi, armadi, divani, tutto sui piani superiori o al massimo sopra i tavoli, sperando che l'acqua non superi il metro. Più in là invece si porta via tutto, porte comprese. Tutto smontato un'altra volta? Mai stato smontato mai. Sono messe qua in mezzo a tutte. Qui gli occhi raccontano la stanchezza di chi ne ha viste troppe di piene, ogni volta nella speranza che fosse l'ultima. È la gente di Sant'Andrea di Barbarana, dove il fiume si stringe. Quasi un imbuto con l'acqua che ieri sera ad un tratto ha iniziato a salire al ritmo di 40 cm all'ora, imponendo le sue regole. La prima, fare in fretta per salvare il possibile. Inizia il vai e vieni di trattori, auto, camion, tutti mobilitati per portare al di là dell'argine piccole cose ma anche grandi macchinari. Intanto il livello cresce, con piccole onde di un fiume che per una notte vuole diventare mare. Cresce? Se cresce. E con la pioggia cade anche la speranza, al suo posto sospiri di rassegnazione. Forza e coraggio. Purtroppo bisogna avere coraggio e convivere e fare. Chi fa tutto, invece qua non fa niente per fare. Sempre come l'altra volta, non cambia niente, no?